fiscale da 25 milioni di euro, riciclaggio tra Italia ed Est Europa, inchiesta della Guardia di Finanza di Padova, decine di aziende in Veneto coinvolte, 12 arrestati. Maestro elementare del Veronese agli arresti domiciliari per aver scagliato banchi in classe e strattonato gli alunni, l'uomo incassato dalle telecamere era esasperato dal loro comportamento, si è difeso. Autonomia al bivio, toni sempre più forti tra la Lega e 5 Stelle, il ministro Enrica Stefani dice o si rispettano i patti o è meglio separarsi e il ministro Fontana minaccia le dimissioni. Dall'autoavviso sulla morte del 68enne trovato annegato in zona Pescheria poco più di una settimana fa, la procura ha disposto nuovi accertamenti. Insulti sessisti anche pesanti su Facebook, la denuncia di una candidata sindaca del Trevigiano, non meritano risposta, dice la trentenne, solidarietà dagli avversari alle urne. Lotta a degrado bivacchi a Venezia, approva in Consiglio Comunale oggi il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che prevede il pugno duro con maxi multe e daspo per i caffoni. Visita illustra a sorpresa nella sede padovana della Safilo, in città l'arrivo dell'ex stella del calcio inglese David Beckham. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali l'hanno chiamata Operazione Scarica Barile, la Guardia di Finanza, il blitz della Guardia di Finanza con decine di aziende in tutta Italia coinvolte, il nord Italia soprattutto e anche il Veneto. Sono 12 gli arresti per frode fiscale da 25 milioni di euro e riciclaggio, un'inchiesta tra Italia ed Est Europa, con le fiamme gialle lavoro anche in Slovacchia, in Croazia e in Slovenia. I dettagli. Una frode da 25 milioni di euro tra l'Italia e l'Est Europa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova, che all'alba ha eseguito 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Le fiamme gialle stanno operando anche nell'Est Europa con l'aiuto delle polizie di Slovacchia, Croazia e Slovenia. Al centro dell'inchiesta un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, con il coinvolgimento di 42 società nel settore della prevenzione antincendio e antinfortunistica, i cui proventi sono stati trasferiti nei 3 paesi dell'Est Europa. 250 militari della Finanza di Padova e di altri 23 reparti impegnati nelle province di Genova, Asti, Milano, Brescia, Trento, Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Pordenone, Parma, Avellino e Lecce. 100 le perquisizioni dei finanzieri che stanno anche eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 8 milioni e mezzo di euro. E adesso nella Bassa Veronese con la notizia di un insegnante di scuola elementare che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti su minore. Il maestro è finito ai domiciliari nell'indagine coordinata appunto dalla procura. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe lanciato banchi in classe e spinto e strattonato gli alunni tra gli 8 e i 9 anni di età che a suo parere non si comportavano bene. Gli episodi sono stati filmati da alcune telecamere nascoste. L'insegnante ha depositato con il suo legale una memoria scritta al GIP motivando il suo comportamento con l'esasperazione per le provocazioni degli alunni che gli avrebbero mancato di rispetto nel corso dei mesi. Adesso torniamo a parlare della valanga, la valanga che appunto si è staccata nella zona delle Piccole Dolomiti ieri, travolgendo uno sci alpinista. Sono chiuse ieri sera le operazioni di soccorso e di bonifica della valanga sulle Piccole Dolomiti in zona Pra degli Angeli, al confine tra Trentino e Veneto. Lo sci alpinista 61enne di Valdagno, travolto dalla neve, è stato recuperato e trasportato all'ospedale di Trento. Si temeva che anche una seconda persona fosse stata travolta dalla valanga. Le ricerche, una settantina, i soccorritori coinvolti, sono proseguite per tutta la giornata di ieri fino alla completa bonifica della valanga. L'esito delle ricerche è stato negativo, nessun mancato rientro è stato segnalato, né sono state individuate auto parcheggiate in tutti i punti di partenza dei sentieri. In via precauzionale comunque tutte le segnalazioni delle aree di sondaggio sono state lasciate sul posto. In supporto ai soccorritori trentini è intervenuto anche il soccorso alpino del Veneto, stazioni di Requaro, Valdagno, Arsiero, Schio, Asiago, Padova e Verona, insieme ai vigili del fuoco. E adesso
La politica, il tema sempre più caldo dell'autonomia, un'autonomia del Veneto al bivio. Oggi sulle pagine di Repubblica un'intervista molto dura del ministro Erika Stefani che tra le altre cose dice o si rispettano i patti o è meglio separarsi. Ovviamente il riferimento è al Movimento 5 Stelle. Già ieri un altro ministro di questo governo, un altro ministro veneto, Lorenzo Fontana, ha addirittura minacciato le dimissioni in caso di mancato arrivo dell'autonomia in tempi brevi. Dico ai veneti che stiano tranquilli, nel senso o ci danno l'autonomia, se no io non ho alcun problema a rimettere completamente le deleghe e a lasciare che le persone prendano in giro i veneti in un altro modo, nel senso che a me non interessa governare se l'autonomia non viene fatta. Quindi lei sarebbe disposto a lasciare? Ma sicuramente, ma per me è una questione prioritaria. Penso che anche gli altri siano d'accordo, però parlo per me in questo caso. Io non ho, ma se mi dicono guarda l'autonomia non viene fatta, io lascio anche, cioè, seduta stante. Il ministro alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, in visita alla redazione di Rete Veneta a Bassano, fermo più che mai sulla sua posizione, pronto a dimettersi se non verrà fatta l'autonomia. Si tratta di dignità, dice al nostro microfono. Abbiamo avuto il mandato preciso, c'è un popolo che ha votato a stragrande maggioranza, c'è un sentimento e soprattutto non è una cosa che va, sento parlare qualcuno purtroppo anche dei nostri compagni di viaggio in questo momento che dice si creano cittadini di serie A e di serie B. Io posso dire, anche guardando al mio ministero, che in Italia i cittadini di serie A e di serie B ci sono adesso, non è l'autonomia che li crea. Mi sembra di vedere ultimamente che c'è qualcuno che sta frenando. Allora io do la buona fede a tutti, però non mi va di essere preso in giro, perché i veneti per troppo tempo sono stati presi in giro e soprattutto è una questione personale. A me non piace essere preso in giro, penso che a nessuno di tutti i veneti, di quei milioni di veneti che sono andati a votare al referendum, abbia a cuore il fatto di essere preso in giro da qualcuno. L'autonomia è prevista dalla Costituzione, è stata richiesta dal popolo veneto ed è giusto che venga data. Se questo non verrà fatto, visto che è anche scritto nel contratto, mi sentirò in dovere di lasciare la poltrona o comunque quello che è, insomma, di non andare avanti con un'esperienza di questo tipo. Ma c'è anche chi pensa che l'autonomia non sia il punto principale, il tema principale nell'agenda politica, basta baruffe anche sull'autonomia. Ci sono altri temi su cui puntare di maggiore emergenza. Così ieri sera a 20:10 due dei candidati alle europee del 26 maggio, Davide Nava di Europa Verde e Fausto Pozzobon della sinistra, che dicono appunto ci sono temi come l'ambiente molto più urgenti. Sentite le loro parole. Le dichiarazioni che abbiamo sentito di Salvini, di Giorgetti, dimostrano semplicemente che le europee erano un momento molto atteso e che alle europee verranno dati vari significati politici. Quindi da una parte il rammarico che chi dovrebbe lavorare, essere al Ministero, in realtà sta facendo altro e ha continuato a fare altro. Ormai tutta la campagna elettorale che si fa in questa maniera, insomma, questo scontro tra Di Maio, non ne possiamo più, i cittadini non ne possono più. Finalmente si è capito che c'è un'emergenza climatica, perché fino a poco tempo fa si metteva ci voleva una ragazzina, no, di 16 anni. Ci voleva anche una ragazzina, ma la ragazzina non può risolvere i problemi. Sono anni che in Italia e in Europa noi evidenziamo che c'era un grosso problema climatico. Oggi ci accorgiamo che dopo quasi 1 milione d'anni abbiamo di nuovo una concentrazione di CO2 di circa 415 parti per milione, quindi abbiamo una quantità di CO2 enorme, dovuta però per la prima volta all'uomo, non a eventi naturali che hanno sempre fatto parte della storia di questo bellissimo pianeta. Oggi l'uomo sta sfruttando il pianeta, usando in dismisura carburanti fossili, ma contestualmente disboscandolo. Problema acqua, ad esempio. Noi abbiamo un grossissimo problema da questo punto di vista. Noi che siamo la terra delle chiare acque, dolci acque della Marca trevigiana, noi in pratica continuiamo a sprecarla quest'acqua. L'Europa, attraverso il piano di sviluppo rurale, ci ha dato 20 milioni di euro per sistemare la nostra rete di irrigazione e per eliminare le canalette a scorrimento. Sì. Ecco, queste cose qua sono venute fuori dalla pressione da parte degli ambientalisti, voglio dire.
E poi altro compagine che si presenta alle europee del 26 maggio, più Europa, che lo dice anche il nome ovviamente del partito, serve più Europa, dicono i candidati, a partire dal capolista Fausto Pizzarotti, per raggiungere un obiettivo futuro, gli Stati Uniti d'Europa. Di fatto noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, che abbia un suo presidente eletto dai cittadini, che abbia tanti nuovi poteri aggiuntivi pensando alla difesa, per una difesa, come dire, continentale contro il terrorismo, e quindi unire gli eserciti, avere una fiscalità unica, non basta avere una moneta. È evidente che la moneta è stato limitante e ha creato anche delle sperequazioni tra i diversi paesi, quindi serve una fiscalità unica con un ministro del bilancio generale a livello europeo, serve avere uno statuto dei lavoratori unico a livello europeo per evitare storture tra i diversi paesi, tra quei paesi che hanno ancora lavoratori senza diritti o con un ambiente senza diritti. Quindi insomma serve più Europa proprio per cercare di fare tutto questo, perché l'Europa com'è non ci va bene, ma è evidente che vogliamo un'Europa più forte. Che hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, dovevano invece, e tra l'altro queste operazioni le hanno fatte a debito, dovevano invece pensare a una cosa diversa, che è il cuneo fiscale, la cosa fondamentale, e poi l'altro aspetto fondamentale è la riduzione del debito pubblico. Più Europa è per noi la soluzione per affrontare le sfide che ci servono in Europa, che siano le sfide dei cambiamenti climatici, che siano le sfide del lavoro e della competitività delle nostre aziende, e che siano le sfide anche del territorio nostro, del Triveneto, e quindi portare le nostre istanze in Europa è uno dei punti importanti che possiamo fare solamente se lavoriamo insieme in Europa. L'Europa deve essere più unita, se deve affrontare i colossi mondiali e il cambiamento delle scacchiere che oggi sta succedendo. L'unica maniera è quello di stare insieme più che mai per affrontare la Russia, che oggi è un po' ostile, per affrontare l'America di Trump, che non è più come l'America amica ma rema contro l'Europa, per affrontare la Cina, che è un impero abbastanza forte oggi, quindi oggi più che mai l'Europa deve essere insieme. Torniamo alla cronaca giudiziaria, il tragico incidente in A4 che vide protagonista suo malgrado l'attore Marco Paolini e la morte di una donna di Arzignano. Imputato per omicidio stradale, l'attore veneto Marco Paolini patteggia 1 anno di reclusione con pena sospesa davanti al giudice del Tribunale di Verona. La tragedia in cui fu coinvolto risale al 17 luglio del 2018, quando sulla 4 tra Verona Est e Verona Sud, con la sua macchina, in seguito a quello che riferì essere stato un grave eccesso di tosse, tamponò un'utilitaria su cui si trovava la commerciante Alessandra Lighezzolo, 52 anni, di Arzignano, che morì dopo 2 giorni in ospedale. E allora a Treviso, lo ricorderete, il 68enne che tutti chiamavano il mago di Treviso, personaggio molto conosciuto in città, morto annegato in zona Pescheria nel Cagnan. Sembrava una morte senza mistero, in realtà la procura dispone nuovi accertamenti. Mistero sulla morte di Walter Busato, il 68enne trovato cadavere una decina di giorni fa nelle acque del Cagnan in Pescheria a Treviso. Autopsia e analisi dei filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza. La procura vuol fare chiarezza sulla morte dell'uomo, soprannominato il mago e molto noto in città per essere stato gestore di alcuni locali, soprattutto lo storico Malibu. All'inizio si è pensato ad un incidente, ora gli inquirenti vogliono chiarire le circostanze del decesso e soprattutto verificare che non ci siano altre persone coinvolte nella tragedia. E mentre continuano gli accertamenti delle forze dell'ordine, nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia. Busato era conosciuto a Treviso, oltre che per la sua attività, anche per le sue stravaganze e gli scherzi. 8 anni fa tappezzò i muri del centro con la sua epigrafe, qualificandosi come miliardario. Restiamo a Treviso per parlare di elezioni comunali, ma purtroppo di una denuncia, la denuncia della candidata sindaco a Carbonera, appunto nella Marca trevigiana, la denuncia di pesanti insulti sessisti sulla sua pagina Facebook. Non solo accuse di scarsa esperienza, ma veri e propri insulti e persino espliciti inviti di carattere sessuale, troppo per non denunciare quanto le stava accadendo.
Mamma e moglie, laureata e libera professionista, la trentenne Federica Ortolan ha il torto, secondo gli haters del web, di aver deciso di candidarsi a sindaco di Carbonera. Alla sua prima esperienza in politica si aspettava di dover intraprendere una dura campagna elettorale, quello che invece non immaginava sono i numerosi insulti sessisti lasciati da alcuni ignoti nel suo profilo Facebook. Dei post che sono assolutamente vergognosi oggigiorno, che riguardano l'ambito familiare, riguardano la donna in generale, commenti sessisti del genere stai a casa, segui la tua famiglia, in politica le donne non capiscono niente. Federica Ortolan è la candidata donna a sindaco più giovane di Treviso ed ora si ritrova a combattere contro due stereotipi per chi ha deciso di offenderla in rete: essere donna ed avere un'età incompatibile con le responsabilità derivanti dal ricoprire il ruolo di primo cittadino. Ecco, tutti i discorsi che vanno a offendere il ruolo della donna nella società, che è vista in grado di accudire i figli, portare avanti una famiglia, andare a lavorare, ma non è vista in grado di sostenere il ruolo di primo cittadino, e questo francamente fa molto dispiacere e mi rattrista. Essere donna attrae affermazioni sessiste che testimoniano ancora l'arretratezza e la misoginia di una parte di popolazione maschile. Commenti di uomini che si nascondono dietro ad una tastiera che la candidata ha provveduto più volte alla rimozione. Non meritano risposta a questi commenti, li ho nascosti per dignità e per rispetto verso le altre donne che potevano anche loro venire offese da questi commenti negativi. La solidarietà non si è fatta attendere dalle tante donne di Carbonera. Ricevo quotidianamente segnalazioni di affetto da parte di donne del comune che finalmente si vedono rappresentate e sono orgogliose di avere un candidato donna. Una solidarietà che arriva anche dai due avversari alle urne a Carbonera. Non tardano ad arrivare anche i messaggi di solidarietà degli altri due candidati a sindaco di Carbonera. Quello che è accaduto a Federica Ortolan è una vergogna, ci riferisce il sindaco uscente Gabriele Mattiuzzo. Questi attacchi sessisti nei confronti anche della mia avversaria io non posso assolutamente accettarli, è una cosa vergognosa. Della stessa opinione anche Ruggero Bonaccina. Esprimo la massima solidarietà nei confronti della candidata e mi auguro che ciò non avvenga mai più. La campagna elettorale si deve fare nel pieno rispetto delle regole, senza offese nei confronti dei candidati, specie se di natura sessista, a donne che appartengono o vogliono fare parte del mondo della politica. Pieno appoggio e sostegno a queste donne che purtroppo subiscono queste violenze. Sono al loro fianco e ribadisco la mia contrarietà assoluta a questi attacchi. Ovviamente non condivido per nulla ciò che viene fatto nei riguardi dei candidati sindaci come offese, soprattutto nell'ambito poi sessista, perché ci sono ben 22 donne candidate nel nostro territorio e credo sia una risorsa importante da valorizzare. In futuro, ci dicono i candidati, sarebbe opportuno combattere ogni sorta di offesa sessista nella rete. È impensabile che sui social uno possa dire tutto quello che vuole. Questo è un problema che dovremmo porci anche per il futuro. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Venezia a parlare del nuovo regolamento di polizia urbana. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, maxi multe, ma anche il DASPO urbano è il nuovo regolamento di sicurezza urbana, di polizia urbana di Venezia, che approda oggi in Consiglio Comunale. Ce ne parla il nostro Filippo Fois proprio da Venezia. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque, dopo un anno di discussioni approda in Consiglio Comunale il nuovo regolamento di sicurezza e polizia urbana, che ha soprattutto nel mirino comportamenti che purtroppo caratterizzano la quotidianità di Venezia, soprattutto nella stagione estiva. Quindi sarà lotta senza quartieri ai bivacchi o ad altri comportamenti che si vedono spesso per calli e campielli, si tratti di gente che gira in costume da bagno oppure di semplici pedinelli
diluvi di turisti che si siedono alla riva dei canali, oppure ancora di gente che si sdraia sopra i monumenti della città. Sono previste delle pene molto più severe, si arriva fino a 500 euro di multa, e contemporaneamente poi il nuovo provvedimento che adesso arriva anche a Farsetti prevede anche quella che potremmo definire una lotta alla plastica. I take away dovranno dotarsi di stoviglie e di bicchieri di materiale biodegradabile. Naturalmente non mancheranno le osservazioni e le polemiche che hanno accompagnato alcuni aspetti di questo provvedimento, dei quali vi racconteremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Torniamo a parlare adesso del maltempo anomalo di questo maggio che più che primaverile sembra invernale. Un maltempo che continua anche nei prossimi giorni e, lo sappiamo, è disastroso per le coltivazioni. Tra le coltivazioni danneggiate, l'80-90% del raccolto perso nella fascia pedemontana, famosa per le sue ciliegie. Questo è un autentico paradiso per chi ama le ciliegie. Siamo a Marsan di Marostica, ma questa volta le ciliegie dovranno aspettare, ma soprattutto dovranno aspettare gli amanti delle ciliegie, perché gran parte del raccolto andrà perduto. Queste sono le precoci, la varietà Bigarò, dovrebbe cominciare la maturazione adesso, però come vedete fra Moniglia, la pioggia che ha fatto tutte queste spaccature, e stanno maturando male, perché una rossa, una rosa e le altre crude, è proprio dalle temperature che non maturano bene. Quest'albero in percentuale quante ciliegie si salvano? Qua? Sì. Qua un 5%. Dal punto di vista del consumatore, quindi ciliegie ce ne sono meno, magari meno scelte e probabilmente costeranno di più. Beh, probabilmente è così, tanto più che anche le cosiddette rassegne che erano in evidenza in quest'ultimo fine mese di maggio e primi di giugno sono un po' a rischio, un po' a repentaglio, perché effettivamente prodotto nell'area marosticense dobbiamo proprio contarlo con le gocce. Questa è la ferrovia, varietà ferrovia, non si è salvato niente perché le stanno abortendo tutte quante e siamo nella stessa situazione delle precoci, diciamo. Ah, quindi non è dici ci recuperiamo qualcosa con il tardivo? Difficile. Quindi anche per i duroni? Anche per i duroni sarà una stagione molto difficile. L'unica è l'assicurazione, perché i fondi di solidarietà sono stati tolti ancora anni fa, con le grandinate, quando c'erano grandinate oppure alluvioni. L'unica è assicurarsi, fare l'assicurazione. Che immagino costi un sacco di soldi. Ma non tutti la fanno. È proprio quando le cose non vanno bene che ci si rende conto di quanto sia importante il lavoro della terra, i frutti e in questo caso l'oro rosso, e quando non lo avremo, come in questo caso, che ci si rende conto di quanto valga. Cambiamo argomento. A Padova è una visita davvero a sorpresa alla Safilo. La visita non era stata annunciata, ma di sicuro resterà negli annali dell'azienda. Piccola folla e corsa al selfie per i dipendenti della Padovana Safilo, colti a sorpresa dall'arrivo dell'ex calciatore inglese David Beckham. Affabile, amatissimo in patria e all'estero, noto per il suo stellare matrimonio con la Spice Girl Victoria Adams, Beckham è arrivato a Padova per toccare con mano l'accordo firmato per la sua nuova linea di occhiali. Presenza segreta impossibile quando a girare per l'azienda una simile e nota star, e così come da copione tra selfie, autografi e scatti di segreto è rimasto ben poco. Ma ai padovani non piace solo David Beckham, piace anche molto la bicicletta.
2720 viaggi in bici che fanno bene all'aria, un vero e proprio boom per Mobike. Il bike sharing free floating, cioè senza obbligo di lasciare le due ruote in apposite rastrelliere, sbarcato una settimana fa nella città del Santo. 3.500 nuovi iscritti, 7.000 chilometri pedalati a Padova in 7 giorni. Sorridono in comune dove, se sui parcheggi le idee non sono poi così unidirezionali, su queste bici il consenso era stato unanime. Un mezzo semplice, moderno, trazione ecologica. 500 le bici posizionate sinora, il numero salirà a 600, un premio a chi le lascia nei park predisposti in piazza Cavour, Stazione, Prato della Valle e al Portello. Un mezzo di comunicazione senza età, un fascino senza età. Parliamo della radio e a Mestre, una neonata radio universitaria. Noi abbiamo il dovere, l'obbligo e anche il divertimento di raccontare quella che è la vita universitaria, ma non escludiamo docenti e tutti quelli che intervengono nella nostra struttura. Con Elias, che è il mio complice, e trattiamo di costume, più che altro vediamo quello che succede intorno a noi e quello che succede a noi e lo riadattiamo in chiave anche un po' comica. Rania ed Elias sono due dei giovanissimi DJ che si alternano ai microfoni della neonata Cube Radio, emittente in streaming di USVE, l'Università Salesiana di Venezia ad Asseggiano. Quanti anni hanno i ragazzi che si alterneranno ai microfoni? I giovani universitari che frequentano la radio hanno tra i 20 e i 25 anni. Abbiamo anche richieste di qualche adulto che frequenta lo USVE, ma in generale sono tutti giovani speaker che stanno crescendo giorno dopo giorno. Ai microfoni non solo studenti, ma anche professori o ex professori su temi didattici e non. Ci è venuta questa idea di fare un programma in cui invitare telefonicamente più delle volte ospiti a parlare dei vari aspetti del mondo del fumetto. Un progetto che è stato possibile col sostegno della Fondazione Deutsche Post, che pur moderno è nel segno della tradizione. Fin dal 1850 già Don Bosco che ha partecipato ai primi Expo a Torino proprio per presentare un laboratorio che allora era di stampa. Oggi si potrebbe dire che la web radio è il futuro. Ore 13 fra pochissimo, il titolo è tutto un programma, pensionati arrabbiati, mercoledì è il giorno in cui parliamo con la CGIL, allora ospiti sono Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL di Treviso, e poi Luisa Dalbrollo e Giuliana Maffei del CAF. E poi questa sera alle 20:10 per tornare a parlare di politica e dell'attualità della politica con due candidati alle europee del 26 maggio, Achille Variati del Partito Democratico e Filippo Daverio di Più Europa. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. La primavera fa un po' fatica ad esplodere. Sulle nostre regioni la giornata di mercoledì 15 maggio sarà grigia e a tratti instabile. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto con qualche piovasco sparso al mattino. Sarà più asciutto invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà perturbata sin dal mattino, con cielo molto grigio e con precipitazioni piuttosto frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, il cielo sarà nuvoloso ma in genere senza precipitazioni degne di nota associate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in lieve aumento e anche piuttosto gradevoli, comprese tra 20 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.